Cioè, vai giù, non faccio. Non faccio, vai giù. Non faccio, vai giù. Cioè, vai giù, non faccio. Non faccio. Inter Bologna 3-1, Bologna, ma che fa? Ma che fai, Bologna? Ma che fai? No, no, veramente, ma che fai? Fino a mo' i tifosi del Bologna, non nascondo che pure ci speriamo, eh? Ah, noi a schiattare la capa, noi vincimmo, tutte cose. Ma vai giù, ma tutto a posto? Ma tutto a posto? Fino a mo' eravamo una criptonite dell'Inter. E mo' che avete fatto? Vado a mettere sotto all'Inter che siete scemi. Prima dite bene e poi fate male. Ecco, state fate cagare. Vabbè, prima di incominciare il video. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. Come avete visto dall'intro del video, oggi oggi parliamo, scusate ma già un po' confuso con la mente, sono un poco così, un po' ci parlo di cacchio. Oggi parliamo, come ultimo video di giornata, di Inter Bologna, finito per 3-1. Momento Inter, Inter prima a 39 punti se non mi sbaglio, mo non me la ricordo, vabbè. E poi parliamo anche un po' di Fiorentina Cremonese, però ci dedichiamo di più a Inter Bologna. Inter Bologna finito per 3-1. Vanno al gol. Pitocchi Zelischi che dall'anno passato quando se ne chiude all'Inter non ha fatto niente. Oggi non ha fatto niente. Mo è venuto Chivo, ha fatto i miracoli con questo, cioè l'ha fatto rinascere. Boh. Poi, al 48esimo, segna Lautaro Martinez e poi segna Marcus Thuram. E poi per il Bologna segna all'84esimo, no scusate all'83esimo, mi sono confuso, e segna Santiago Castro. Poi ragazzi, Fiorentina Cremonese, vince la Fiorentina, conquista la seconda vittoria in campionato, a distanza di 2 settimane circa, per 1-0, va al gol Kane. E che abbraccio fanno un casino con chi, cioè, no scusate, no con chi, con Vanoli, l'allenatore là, c'era un dino, cioè, giù c'è il nostro faccio, giù, una cosa incredibile sto Bologna, cioè, cioè, giù, una cosa che non mi capacito, ok? Però prima di continuare col Bologna devo fare pure un applauso all'Inter perché questa vittoria è stata meritata, devo ammettere che è stata meritata questa vittoria. Però Bologna no? Vi dico una cosa, ah, boh. A noi napoletani ci è rovinato una domenica, ci è rovinato un weekend, cioè si viene tutto buono, la Juventus ha pareggiato, la Roma ha perso, l'Asia Napoli hanno vinto. 0-2 per il Napoli, se volete andatevi a recuperare il video che ho fatto uscire prima, che erano le 2:30, 3:20 più o meno, e mettete like pure lì. Però, già, potevo fare qualcosa e chiudere, ti sei svegliato al secondo tempo. Cioè, renditi conto, ti sei svegliata all'83esimo che hai deciso di fare il gol, renditi conto, renditi conto. Renditi conto. Cioè, boh, renditi proprio conto, Polo. Cioè, una cosa del genere non l'avevo mai vista che una squadra si sveglia al secondo tempo. Che manca 10 minuti alla fine. Cioè, scherziamo, ma giù. Quindi, non ci pigliamo in giro. Cioè, una cosa pazzesca. Cioè, uno, a me no, uno si aspettava, anche se l'Inter vinceva, uno si aspettava che il Bologna si più in partita, no? Non Bologna non ha fatto niente. Bologna non ha fatto niente. Niente ha fatto. Niente. Non ha fatto niente. Puh, Putinocchio.
ha fatto niente. O Bologna ha fatto niente. Cioè, no, veramente, no, a parte gli scherzi. Uno si aspettava che veramente stava in partita il Bologna, almeno dai primi 10 minuti, però poi cioè, ma anche i primi 5 minuti si è stato in partita. Si è stato in partita 3-4 minuti. O diremmo che hai fatto gol e 2 minuti in più, poi ne hai fatti più niente. Ci rendiamo conto. Cioè, ma rendiamoci conto, stiamo a parlare. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ci rimane, ciao, vai giù.